Prima edizione di Sardinian Day, manifestazione voluta da Taste of Sardinia. Sardegna, turismo, c'è tante forme di turismo, però secondo quello che è emerso in questa tavolata che è stata fatta, c'è grandi problemi, grandi difficoltà di tutti i tipi, cominciare dai trasporti, la sanità, la voglia di fare numero, di mettersi tutti quanti assieme. Da dove si può partire? È brutta, vero? È una domanda un po' difficile. Diciamo che le precondizioni per lo sviluppo del turismo le ha elencate molto bene lei e sono quelle appunto di creare attrattori tali che il turista, che oramai è un turista sempre più attento e soprattutto nel momento in cui ha poco tempo, deve spendere del denaro, sceglie. E quindi sceglie dove ha la possibilità di star bene quei pochi giorni in cui dopo un anno di lavoro deve andare a rilassarsi, a vedere, a cercare delle attività che siano attività culturali, che siano attività turistiche vere e proprie, quale può essere il mare, l'interno o la montagna, quello che vogliamo, però deve trovare una location nella quale lui ha la possibilità appunto di raccontare, si identifica e di star bene una volta che è rientrato a casa e dire anche sono stato tanto bene lì in quella località, che sia la Sardegna, oppure non sono stato bene. Ecco, ma dal punto di vista la sua professione anche con la regione, c'è la volontà o perlomeno c'è un progetto che possa pensare a cominciare a mettere la prima pietra su dei servizi di formazione che poi alla fine convergano tutti quanti sull'unica direttiva, cercare di attrarre, di portare, ma con cognizione di causa. Allora, l'assessorato del turismo e l'assessore Franco Cureddu sta assolutamente cercando di sviluppare questo tema a 360 gradi, sia verso gli operatori turistici, sia soprattutto riguardo a quello che è la formazione e quindi il gradino più alto della qualità dell'offerta turistica che noi dobbiamo proporre verso il nostro, diciamo, consumatore, che è il turista che viene a consumare un prodotto, che poi il prodotto sia solamente il mare o soprattutto oltre al mare anche appunto il cibo, il nostro ottimo vino che ormai sta avendo in tutte le maggiori rassegne vitivinicole premi di tutti i tipi, noi dobbiamo però puntare su quello perché non siamo una regione che può lavorare sulla massa, assolutamente. Cioè dobbiamo lavorare sulla qualità, estendere questa offerta durante tutto l'anno, non solamente durante la stagione estiva, in modo tale che ci sia la possibilità appunto di attrarre anche le compagnie aeree che propongono un'offerta di voli e le compagnie di navigazione perché sanno che hanno la possibilità di riempire i voli, perché è chiaro che nel momento in cui non c'è una domanda di turismo anche le compagnie aeree arretrano e si spostano verso altre regioni. Speriamo di rincontrarci in qualche prossimo momento in cui diremo che la formazione sta andando avanti. Speriamo bene e buon Natale.